Sotto le acque di Revin potrebbe esserci ancora un treno. Non è una storia inventata. La ferrovia esisteva davvero. Durante la Prima Guerra Mondiale, dopo Caporetto, gli austro-ungarici costruiscono una linea assurda. Binari sopra l'acqua. Rotaie fissate su barconi galleggianti che attraversavano il lago di Revin. Un treno che scorreva sull'acqua. Serviva per portare viveri e munizioni fino al Piave. Poi arriva la ritirata. E qui cambia tutto. Secondo la leggenda, gli italiani lo colpiscono. Il treno affonda. E non era vuoto. Dentro ci sarebbe stato qualcosa di valore. Un carico mai recuperato. Finito giù, sotto fango e melma. Oggi il lago sembra tranquillo, ma in alcune zone ci sono ancora pezzi di quella ferrovia. Rotaie riutilizzate nei ponti. Tracce reali. E quindi la domanda è semplice. Se i binari sono rimasti, il resto dov'è finito? Perché nessuno ha mai trovato davvero quel treno?